Ragazzi e ragazze, eccoci di nuovo in strada. Benvenuti in questo nuovo video. I feel better every day. The troubles I had have been washed away. I'm cleaning up my act and moving on. In the silence of my room. Se la corsia ha una mezza sbarra, corsia moto, puoi passare lateralmente e la telecamera fotograferà la targa per l'addebito. Partire da Ferrara in moto significa lasciare alle spalle la quiete della pianura per inseguire l'orizzonte delle Dolomiti, dove ogni curva racconta una storia e ogni passo regala emozioni diverse. Questo viaggio verso il Passo Falzarego e il Passo Giau è molto più di un semplice tragitto. È un percorso che unisce il piacere della strada alla meraviglia del paesaggio. Dai lunghi rettilinei emiliani si sale gradualmente verso scenari sempre più maestosi, tra vallate verdi, boschi profumati e montagne che si alzano imponenti nel cielo. Il rombo del motore accompagna il cambiamento del panorama, mentre l'aria diventa più fresca e frizzante a ogni chilometro. Raggiungere il Passo Falzarego significa entrare nel cuore delle Dolomiti, tra tornanti spettacolari e viste mozzafiato. Da lì, il Passo Giau accoglie il motociclista con una delle strade più affascinanti d'Italia. Curve perfette, silenzi d'alta quota e un panorama che lascia senza parole. È un viaggio pensato per chi ama la libertà, la strada e la sensazione unica di sentirsi piccolo davanti alla grandezza della natura. There's a comfort to be found when you find out there's no one else around. Set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you else around, set your mind off track and lead you on. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see it through, I know I could make it without you. I know I should try to find out why I feel so high. Coming up again to get a breath of air. In the water everything is fine. Now we'll stay in here until the day is through. For a while I like to feel the buzzing in my head. I know why. Mentre la strada sale verso il Passo Falzarego, l'aria fresca ti entra nel casco, così come l'odore della natura. Le Dolomiti fanno da scenario spettacolare, la roccia, i tornanti ed i panorami lasciano senza fiato. Su strade così non stai solo guidando, te la stai godendo davvero, metro dopo metro, curva dopo curva.
Passo di Falzarego si trova a 2117 metri sul livello del mare. È un valico alpino del Veneto, in provincia di Belluno, situato a pochi chilometri a sud del confine con il Trentino Alto Adige, fra il Lagazzuoi e il Sas d'Estria, che mette in comunicazione l'Alto Agordino con Cortina d'Ampezzo e la Valle del Boite tramite la strada statale 48 delle Dolomiti. Attraverso il passo Valparola, che si trova a 2 km a nord, è possibile raggiungere la Val Badia lungo una delle principali arterie di comunicazione delle Dolomiti. A few moments later. Lasciamo il passo Falzarego con direzione Cortina d'Ampezzo. Dopo pochi chilometri sulla destra troveremo direzione Passo Giau ed è lì che siamo diretti. Ma intanto continuiamo a goderci questo panorama. Il Passo Giau, situato a 2236 metri di altitudine nel cuore delle Dolomiti bellunesi, collega Cortina d'Ampezzo a Colle Santa Lucia e Selva di Cadore attraverso una strada spettacolare, famosa per i suoi numerosi tornanti, l'asfalto scorrevole e i panorami mozzafiato che accompagnano ogni salita. Circondato da alcune delle cime più iconiche delle Dolomiti, come la Marmolada, il Monte Pelmo, il Civetta e le Tofane, il passo offre una vista a 360 gradi che lascia senza fiato in ogni stagione.
Scendiamo dal Passo Giau, dove ci aspettano 29 tornanti. Sulla strada del ritorno attraverseremo anche il Passo Staulanza, che è situato a un'altitudine di circa 1773 metri. Questo passo strategico collega la Val di Zoldo a sud con la Val Fiorentina a nord.